Cari amici, buongiorno. Oggi mi trovo a Rilievo presso la struttura ricettiva Rocche Draele, dove si svolgerà il terzo raduno poetico Isola di Favignana. Siamo in compagnia di Paola Gusino, che è la promotrice di questo raduno. Paola, allora, cosa ci puoi dire? In un primo momento il raduno doveva essere fatto a Favignana, invece poi si è deciso di farlo qui a Rilievo. Raccontaci un po' tutte le vicissitudini che hanno portato a questo cambiamento. Intanto vorrei ringraziare tutti i poeti che anche quest'anno hanno aderito con molto entusiasmo. Abbiamo avuto la partecipazione di poeti provenienti da tutta la provincia di Trapani. Come dicevi tu, abbiamo avuto molte difficoltà, però nonostante tutto siamo riusciti a portare a termine quest'arduo progetto. Oggi l'evento l'abbiamo fatto qui a Rilievo, nella splendida location di Rocche Draele. Ringraziamo il titolare e speriamo di poter riuscire a fare questo evento oggi, nonostante tutte le difficoltà. Quanti poeti parteciperanno oggi stamattina qui a questo raduno e da dove giungono? Allora, abbiamo la partecipazione di 24 poeti provenienti da tutta la provincia di Trapani, abbiamo anche poeti da Palermo, da Alcamo, l'entusiasmo è vivo e io vorrei ricordare innanzitutto l'obiettivo del raduno poetico. L'evento nasce con l'obiettivo di promulgare e dare risalto alla poesia in lingua italiana e vernacolo siciliano. Allora, cari amici, siamo con Peppe Vultaggio, un volto che ormai molto conosciuto sia dal punto di vista sia come presentatore che come poeta. Oggi in veste di presentatore, ma suppongo anche come poeta. Ti volevo chiedere, Peppe, tu che fai un po' il giro anche tra gli eventi culturali come presentatore, quanta poesia c'è bisogno oggi? Ma oggi c'è bisogno di tanta poesia perché in questo periodo di lockdown si è dimostrato in tutti i modi che la cultura in genere, che sia la poesia, la musica, l'arte comunque in genere, è stata quella che ci ha tenuto compagnia, che ci ha fatto che ha alleviato un po' la tensione, le ansie che questa pandemia ha portato. Quindi c'è bisogno di tanta poesia, ma mi permetto di aggiungere c'è bisogno di buona poesia. Io sono per l'eccellenza e mi fa piacere ascoltare le belle poesie, le belle storie, i bei canti, la gente che canta bene, che suona bene. Purtroppo oggi siamo diventati un po' tutti tuttologi e questo fa danno alla cultura, alla musica, all'arte in genere e anche purtroppo alla poesia, che già di suo è un canale di nicchia che purtroppo non è tanto seguito, ma che è evidente la sua importanza, perché in qualche modo nei momenti più belli, nei momenti più teneri esce fuori la poesia in qualsiasi sua accezione. Breve ma conciso, grazie Peppe. Allora, cari amici, sono in compagnia del professore Vincenzo Vitale, che è il presidente del Centro Culturale Peppino Calega di Castellammare del Golfo, il centro culturale sempre presente in eventi di questo genere. Noi a questo raduno di Favignana siamo stati presenti già dall'inizio e quindi questa è la terza volta. Lo sottolineiamo che lo possiamo considerare il raduno in esilio perché siamo un po' distanti, però siamo sempre tutti, siamo contenti e doveroso portarlo avanti anche con le limitazioni che la situazione ci impone. Noi come gruppo siamo abbastanza presenti perché siamo più di 10 e quindi, data la situazione, è una partecipazione sicuramente cospicua. Penso che il livello sia, come è stato altre volte, cioè abbastanza elevato. Poi sul piano delle relazioni umane si incontrano sempre nuove persone e quindi vale sempre la pena. Grazie al professore Vitale, grazie mille. Signori, buongiorno e bentrovati in questa sala, ospiti del Resort Rocche Draele in territorio Rilievo. A voi tutti, poeti, auditori, amici sicuramente, giunge il benvenuto da parte della coordinatrice responsabile di questo raduno, Paola Gusino, e dal sottoscritto, lieto di essere qui a condurre questa kermesse poetica. Un saluto particolare, permettetemi di darlo alle associazioni che hanno aderito a questa manifestazione.
Allora, cari amici, siamo qui con la poetessa alcamese Mimma Raspanti che parteciperà a questo raduno poetico Isola di Favignana che, ripeto, si terrà qui a rilievo presso la struttura ricettiva Rocche Draele. Mimma, allora, la tua partecipazione qui, era un bel po' che non ci vedevamo, mi ha fatto piacere vederti qui insieme a tanti altri amici e poeti della provincia di Trapani, ma anche di altre province della Sicilia. Che opera presenterai e che aspettative hai dopo questo evento? E allora io presenterò una poesia che ho scritto recentemente, rivolta a tutti i poeti, mi auguro che non se la prendano un po' troppo. Niente, aspettative niente, sono felice di essere qui, di partecipare, incontrare sempre i poeti che conosco già da tanto tempo, anche nuovi poeti, insomma passeremo una bella giornata all'insegna della poesia e dell'amicizia. Mimma, ti posso chiedere di recitare la poesia che presenterai oggi a questo raduno? Senz'altro. Allora, la conosco a memoria, però ho il foglio davanti perché non si può sapere mai. Allora, la poesia si intitola Poesia quasi nuova, è una poesia in dialetto. Non scrivo più poesia per fare fungia, ci basta lo sciallascio dello mondo. Non spremo più lo cuore e la minugia per 4 versi che ferriano un turno a vecchie storie, cose ormai passate che un danno all'uomo non un giovamento. La naca, lo pace, le cucinate, le tradizioni, ormai sono come un vento che si ti lascia ancora l'uso signo, ma poi scompare, vola, va lontano. Poeta, non voglio essere di legno vecchio senza futuro un talebano, voglio di novità essere magi, ma basta antica sta mania di rima. Portiamo un vento nuovo, tutti nuaci, un cambiamento, niente come prima. Scordatevi poeti di lamenti di passato e dati agli avversi che durano valore allo presente, con tutti i sorrisi più diversi. Oggi è la vita, l'oggi è il mutamento, oggi è il tempo giusto per parlare, di argomentare senza pentimento discorsi che poesia fa risvegliare. Chissà ciò, si può scrivere d'amori, è vero, è storia vecchia, ma di cori. È l'unico argomento di valori che resta pure quando tutto muore. Grazie Mimma, bellissima poesia, sicuramente sarà un successo, grazie. Ecco cari amici, siamo con la poetessa Arcangela Rizzo che giunge da Palermo, sempre presente a quasi tutti gli eventi che si svolgono, possiamo dire, in Sicilia, perché ti abbiamo visto a Paceco l'altra sera, ti vediamo anche in altre province della Sicilia, oltre che Trapani e Palermo. Sì. Allora, quando si deve andare in un posto in cui si parla di poesia, io preferisco essere presente, mi piace farlo. In questo raduno, il terzo di Favignana, sono stata io la prima, il secondo e adesso anche il terzo, anche se non si svolge a Favignana, è lo stesso perché praticamente l'evento è sempre quello. Che poesia presenterai? La mia poesia si intitola Era d'estate. Questa poesia praticamente io l'avevo anni fa scritta pensando proprio a Favignana, il luogo dove fra gli anni 70 e 80 ho trascorso delle vacanze bellissime. Quindi ho composto questa poesia nel ricordo di quegli anni. La poesia era stati. Stasera l'umesenno non ragiona, sento scroscio di mari, talarrina, ripenso alle serate su taluna, estate vacanzera e libertina. Cantavi mi rivoto sospirando, una serenata duce e malantina. Mi stringi forte, sento lo tuo affanno, in lontananza, sino alla marina. Espira venticeggio dallo mare, la rena vugli plena di calore, estatica non posso più scordare, estatica non torna, e notte scure. Scimuliteggia dici, non mi inganni, stammi insigliata duce mi consola, è vero, sono passati già 80 anni, era d'estate e lume core vola.
Bellissima, grazie Arcangela, grazie sempre per la tua presenza laddove c'è un focolaio di poesia, tu sei presente, grazie mille. Ecco, siamo con la poetessa Giovanna Fileccia che viene da Terrasini, è presente a questo raduno poetico Isola di Favignana, anche se siamo a rilievo, però voglio fare vedere a tutti quelli che ci ascoltano che Favignana praticamente è come se si agguantasse con le mani, ecco vedetela qui di fronte a noi, un panorama bellissimo, ma andiamo a noi Giovanna, stai partecipando a questo raduno, che opera presenterai? Una poesia in siciliano, anch'io, in dialetto siciliano, dal titolo Tramonto Spiranzoso, che insomma, è nel mio primo libro, Sillabe nel vento. Ce la vuoi recitare? La sai a memoria? Ecco, magari facciamo un pochino, la facciamo ascoltare a tutti quelli che poi ascolteranno questo video. Allora la dedico a tutti voi. Tramonto Spiranzoso, sto solo in mezzo mare, che si vede con oscura. È come un taglio di cutetto che non s'ha mai sanato. Si vede per un minuto e poi l'agliotto mare. Ma resta un talupetto perché vuole rammentare che chi sta è terra di dolori, di scirocco che anche li porti, di bocchi sigillati e palori mali ritti. E terra rimilinciane e pommaro rosicco, da ricchi attuppati, occhi camoluti, capello troppo chianto, parino caruti. Sto sole di tramonto che ammalia anima e sangue, scompare intanente, in tuo mare immacolato, un taglio mai incuddato che non si può scordare, ma resta qua, un talupetto, sto bramuso sfuggimento di cori speranzoso. Bellissima, complimenti, bellissima, è davvero una pennellata, descrive così con parole molto semplici e con il nostro dialetto siciliano la nostra terra. Ricordo che Giovanna Fileccia cura una rubrica di libri, ce ne vuoi parlare? Sì, è una rubrica che ho ideato durante il periodo di quarantena, perché era un periodo molto triste per me, non sapevo come uscirne, mi sono inventata questa rubrica giornaliera. Ti racconto un libro a cura di Giovanna Fileccia. Ogni giorno alle 14 pubblicavo un video dove parlavo per brevissimamente in 2-3 minuti di un libro classico oppure di un autore contemporaneo, ma in ogni caso che fosse un libro che mi aveva arricchita dal punto di vista personale e anche artistico. E quindi... Dove possono trovare questa rubrica le persone che magari sono interessate? Allora, la potete trovare sia sul mio canale YouTube che sulla mia pagina Facebook, su Radio Amica, che Radio Amica le sta riproponendo tutte le puntate, e prossimamente anche a TVBN, perché già nella versione precedente di TVBN già erano presenti, adesso saranno di nuovo presenti, grazie a te Nino Barone. Grazie Giovanna Fileccia. Cari amici, siamo con un veterano della poesia trapanese, Dino Altese. Dino, voglio subito chiederti, quanti raduni nella tua vita? Ma ce ne sono stati molti raduni, certamente, pure qua in questa località abbiamo fatto 2 o 3 raduni, sì, molti raduni ho partecipato, sì. Dino, volevo chiederti, tra i vari raduni ai quali tu hai partecipato e hai dato il tuo contributo poetico, ce n'è uno che più di ogni altro ti ha suscitato un'emozione in più, ti ha arricchito particolarmente? Ma guarda Nino, più o meno tutto uguale, sai, le stesse sensazioni, stessi sentimenti, perché in fin dei conti ci troviamo sempre fra noi poeti, sempre gli stessi poeti, capisci? E quindi c'è quella stessa amicizia, quella piacere di stare insieme. Non c'è un raduno particolare che io lo ricordi con particolare motivazione, ecco. Volevo chiederti che tu ai raduni hai partecipato non solo come poeta, ma in anni passati hai pure presentato alcuni dei raduni che in provincia di Trapani si sono organizzati. Sì, effettivamente è vero, ci fu un periodo che l'associazione a cui appartenevo
mi hanno fatto presentare. Io non è che sono molto pratico di queste presentazioni, però l'ho fatto con grande piacere, e dopo tanto tempo, come si suol dire, ho lasciato questo incarico a Voltaggio, a Giuseppe Voltaggio, che l'ha condotto attualmente. Forse oggi stesso sarà lui che a presentare questo raduno. Sì, ho dei ricordi belli di queste presentazioni, perché ripeto, io non ero abituato a presentare, chissà quante strafalcione ho detto pure, perché uno quando non è abituato tante volte commette anche degli errori, e ne ricordo qualcuno di questi errori. Mi ricordo per esempio che una volta dovevo dire gli auguri vi saranno, volevo usare il verbo portare e non sapevo il participio passato quale fosse di portare, e quindi ho avuto un poco di... e questo me lo ricordo sempre, ma poi in fin dei conti è un gran piacere. Il bello della diretta, come si suol dire. E che poesia presenterai oggi a questo raduno? È una poesia intitolata Solitudine. Lo dirò ora in presenza. Molti anni fa abbiamo fatto una recital di poesie in un centro per anziani, e quando io ho recitato la mia poesia ho guardato un ospite di quel centro che era malinconico, era assente, non esprimeva nessuna considerazione, mentre gli altri, chissà, per esempio un sorrisino, questo era assente. Dopo alcuni giorni io l'andai a trovare a questa persona e mi ha raccontato la sua storia, e ho visto nei suoi occhi proprio una solitudine, una grande solitudine. Andai a casa e scrisse questa poesia, proprio Solitudine, che reciterò ora più tardi. Dino Altese, ti fa onore il tuo gesto davvero, perché come si suol dire ti fai testimone di quando la poesia si diventa appunto una poesia sociale. Ecco, e la solitudine, soprattutto il mondo delle persone anziane, è un mondo che andrebbe accarezzato forse di più dai giovani. Sì, hai ragione, e difatti io quando anche recito questa poesia mi vengono le lacrime agli occhi, sai Nino, perché forse anche perché mi ci vedo anch'io, forse ora che ho 82 anni, al posto di queste persone che si sentono sole, anche perché da poco tempo ho perduto mia moglie, quindi anch'io sono in una grande solitudine. Grazie Dino. E non poteva certo mancare Alberto Criscenti in questo raduno, terza edizione del raduno poetico Isola di Favignana. Alberto, tu non sei il presidente dell'associazione IO, sei il responsabile culturale, ma è come se lo fossi, nell'immaginario collettivo sei tu l'anima dell'associazione. Io per questo ti chiedo, ecco, l'ennesima partecipazione dell'associazione IO e l'ennesimo contributo che tu come associazione dai a questo raduno poetico. Sì, naturalmente l'associazione è sempre presente ai vari eventi culturali che si svolgono nella provincia, e come ben sai questa associazione direttamente nel passato ha organizzato ben 9 raduni poetici, quello di Strafalcello 4 edizioni e quello più mi sento più legato, diciamo. Alberto, tu in qualità di responsabile dell'associazione IO presenterai anche un'opera, una poesia? Sì, una poesia sul coronavirus che è estrapolata da una corrispondenza poetica che in questo periodo, nel periodo del coronavirus, ho avuto con altri poeti.